L'ultima genialata di Landini, solo la Cina salverà l'Italia e l'auto. Sì, avete capito bene, il leader della CGIL auspica che i produttori cinesi vengano a produrre in Italia. In pratica per Landini dobbiamo aprire le porte ai cinesi e regalare loro il nostro settore dell'auto. Ma come? Proprio la CGIL, che è sempre stata attenta a parole ai diritti dei lavoratori, sostiene la Cina? Eppure a Pechino, non sono proprio campioni nel rispetto dei diritti umani e dei lavoratori. Il vantaggio competitivo della Cina passa anche da regole non rispettate su ambiente, retribuzione, orari di lavoro, eccetera, eccetera. Landini, invece di sottomettersi a Pechino, dovrebbe spiegarci come fa a sostenere da anni il Green Deal, che sull'auto ha imposto un futuro che prevede l'addio ai motori tradizionali e ai paletti improponibili per ridurre le emissioni, con il risultato di affossare la produzione europea. Landini, che dovrebbe difendere i più deboli, ci dovrebbe spiegare come sia possibile che la sinistra abbia puntato sulle auto elettriche che continuano ad essere un prodotto troppo costoso per la classe media.